entusiasmo la cifra distintiva dei parrocchiani di San Giacomo di Corte che ogni anno con impegno e dedizione preparano la festa della Madonna della Lettera, una devozione che a Santa Margherita Ligure nasce dal ritrovamento fortuito di quell'immagine mariana custodita nella parrocchiale. La statua è stata trovata da dei pescivendoli genovesi nel mare Quilamanti il 20 giugno 1783, caduta in mare in seguito a un terremoto che è stato a Messina i primi di febbraio dello stesso anno. A suggellare il legame con i fedeli messinesi un incontro avvenuto nel settembre dello scorso anno, frutto di un percorso avviato negli anni della pandemia dove virtualmente le due comunità avevano preso contatto. Siamo stati accompagnati da Monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare, abbiamo incontrato l'arcivescovo, abbiamo visitato realtà diverse, realtà di cura anche della povertà, insomma è stato un incontro non solo con dei luoghi ma anche con delle persone, quindi è stato estremamente vivo, ecco. A raccogliere il testimone di questo percorso di fede e devozione è stato Don Luca Sardella, che per il primo anno da parroco di San Giacomo ha celebrato la festa patronale. Ho raccolto davvero tanto entusiasmo e la parola entusiasmo è una parola che a me piace moltissimo perché dice che c'è qualcosa di Dio dentro di noi. E allora è stato bello per me per la prima volta vedere nella preparazione a questa festa raccogliersi tante persone entusiaste. Un modo per collaborare al regno di Dio, descritto nella pagina del Vangelo domenicale commentato dal vescovo Gianpiero De Vasini durante la messa. È quella società alternativa che Gesù è venuto ad inaugurare nella sua persona e alla cui realizzazione chiede a ciascuno di noi di collaborare. E sempre la parola del Vangelo ha accompagnato i parrocchiani di San Giacomo di Corte anche nella preparazione alla festa. Ci siamo lasciati accompagnare dall'ascolto della parola quotidiana del Vangelo, proprio per aiutarci a riscoprire come Maria che l'ascolto quotidiano della parola di Dio ci aiuta a riscoprire la presenza fedele del Signore nelle nostre vite.